questa è una struttura realizzata in classe A+, ci sono tante energie rinnovabili, quindi il rispetto per l'ambiente, il contenimento dei consumi, vicino insieme alla cura delle persone. Sono due aspetti che devono viaggiare di pari passo. Sentito applauso da tutti i presenti per dare soddisfazione a così tanto impegno messo per arrivare oggi a questo punto. C'è stato tanto ma tanto impegno da parte di tutti. Credo che l'interazione tra operatori e amministratori sia fondamentale, perché questo vuol dire interazione vera con il territorio, vuol dire interazione vera con l'utenza, e credo che di questo potranno beneficiarne tutti, non solo chi opera ma anche e soprattutto chi usufruirà del servizio. Stare in una struttura bella, accogliente, luminosa, nuova e con tutte, mi diceva prima il sindaco, tutte le caratteristiche anche tecnologiche avanzate, secondo me è fondamentale, importante per chi ci dovrà abitare e anche per chi poi sistematicamente verrà a trovare gli ospiti. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo per i nostri fratelli anziani che saranno ospiti di questa casa. Siamo abituati a parlare di minutaggio, di carichi di lavoro, di tutte quelle cose che ci mancherebbe altro, servono perché la quotidianità si basa su quello, ma che fa la differenza è la gentilezza con cui un operatore, il nostro collaboratore, accoglie, diciamo, i nostri ospiti e accoglie anche le altre persone che lavorano con lui, il gruppo di lavoro.